Allora, chissà, l'FTX 5090 ne è arrivata 2 ore fa. Ora la posso. E ora io praticamente farò capire come questa nuova scheda grafica è il futuro. Lei fa realizzare i sogni, diciamo. Cioè, non ci crederete, ma ovvero, cioè io basta che penso una cosa e la vedo, e si realizza. Maria, in 3D. Cioè, questa qua è l'ultimo ritrovato della scienza. Pare una scatoletta di plastica, in realtà è una scheda grafica questa qua. C'ha 2 ventole, un carburatore, uno spillo. Come vedete l'appoggio è leggera, però certo 7 kg pesa. Questa è quella per il portatile. Diciamo che queste di qua vanno dentro il laptop. È quella piccolina. Chissà invece chi se lo frigorifero. Niente. E allora questa di qua, questa scheda grafica, diciamo che mi stai confondendo. Me ne sono arrivate 2 e praticamente io le devo mettere tutte e 2 nel portatile. Perché ci faccio cose io. Allora, chi so è Gioacchino. Gioacchino, per favore, faccela messa a punta, non è? Bravo. Ma chi so? Ho usato la percussione, perché. Speriamo, meno. Aspetta, non mi capisce niente. Non mi capisce niente. Vabbè. Che bello. Però io certo che pigiavano. Cioè io ci so fare con le schede grafiche. Diciamo che ne ho distrutte 45. Però ancora oggi mi rendo conto che sono uno dei più bravi. Questa è la 5090 di Cuicco. Ha letto un noletto. Cioè inizia a sognare. Solo che ci fu un errore a sognare in bianco e nero, o contrario. Poi, cioè, come vedete, i sogni si realizzano, ma arrivano soldi, mi tirano piccio. Cioè, consiglio io, cioè, è la scheda. Chissà la scheda grafica, la RTX 5090, già l'ho detto, mi pare. Ma mi stai confondendo, basta ora, amone. Ora basta, perché? Vai.